Bentrovati di nuovo in diretta su Telefriuli, a questo appuntamento con A voi la linea. Crescita del PIL del 5% in regione nonostante un calo stimato nel 2020 superiore al 9%. È la stima che fa Confindustria Udine con sullo sfondo l'affidamento dell'incarico per formare un governo tecnico a Mario Draghi. La presidente dell'ente camerale Anna Mareschi Danieli commenta: è cambiato il vento. Allora sentiamo le sue parole, in attesa, vi ricordo, anche qualora Mario Draghi si presentasse al Quirinale per parlare dopo l'incontro con Mattarella, di collegarci appunto per sentire quello che dirà. Presidente Mareschi Danieli, cominciamo dando uno sguardo a quello che sta succedendo a Roma. Oggi Mario Draghi sale al Colle, molto probabilmente accetterà l'incarico di guidare il nostro Paese. Cosa ne pensa innanzitutto? Beh, posso dire che oggi è un giorno felice, oggi è un giorno che ci vede particolarmente entusiasti. Noi ad aprile avevamo sollevato la necessità di esperienza e competenza al governo, nelle istituzioni. Oggi siamo arrivati, tramite un terremoto istituzionale incredibile e tramite anche un gran coraggio di qualcuno, siamo arrivati alla situazione che speravamo. Forse ci abbiamo messo un po' troppo, ma il vento stava cambiando, ce lo ha dimostrato l'Europa con la Brexit, ce lo ha dimostrato la popolazione americana con il voto a Biden, e adesso l'Italia ha la possibilità di dimostrare di essere sulla stessa lunghezza d'onda. Noi ci aspettiamo un governo europeista, antipopulista, ci aspettiamo competenza ed esperienza e ci aspettiamo anche che questo nuovo governo tecnico, definiamolo, venga messo nelle condizioni di poter operare nel più breve tempo possibile nell'interesse del Paese. Quindi quanto potrà durare? Speriamo tanto, sicuramente un anno mi verrebbe da dire, perché il semestre bianco dovrebbe cominciare a fine luglio e questo permetterà quindi circa un anno di governo, almeno. Un anno non è una tempistica sufficiente per ricostruire il nostro Paese, però è una tempistica, ritengo, più che adeguata per dimostrare all'Italia e agli italiani cosa significa qualità della classe dirigente, e spero davvero che tutti gli italiani da domani non ne possano più fare a meno. Il Presidente Mattarella ha parlato di alto profilo per guidare appunto questo Stato, e ovviamente adesso il punto è cercare di capire quale sarà la maggioranza che appoggerà appunto Draghi nel caso accettasse questo incarico. Una grande responsabilità per Draghi, però lei appunto già ad aprile aveva sottolineato come le caratteristiche dell'ex Presidente della Banca d'Italia siano quelle giuste per guidare il Paese in mezzo alla tempesta. Lei aveva detto: salverà l'Italia, salverà l'Europa. Infatti, e lo penso ancora, io ritengo che nel momento in cui è stato fatto solo il nome di Draghi, lo stesso Draghi debba aver ricevuto sufficienti garanzie per portare avanti il governo del futuro. Quindi non mi preoccupa l'idea della maggioranza, ritengo che questo nuovo governo verrà sostenuto da più di qualcuno, o comunque da un numero più che sufficiente a poter andare avanti. E Mattarella, per l'ennesima volta, mi sento di dire, ha dimostrato cosa significa responsabilità istituzionale, assumendosi ogni responsabilità del ruolo che gli compete, quindi grazie al Presidente Mattarella. Un'ultima cosa su questo fronte: si è parlato di MES sanitario, quindi di destinare una parte dei fondi che arriveranno dall'Europa alla campagna di vaccinazione principalmente, mettere in sicurezza sanitaria il Paese per poi arrivare a metterla in sicurezza anche dal punto di vista economico. Questa è una strada che lei condivide? Beh, ce lo dimostra Biden, no? Nel giro di 2 settimane ha raggiunto la vaccinazione di oltre il 7% della popolazione. Parliamo di più vaccinati che di persone che hanno subito, diciamo così, il Covid. Quindi è sicuramente la strada che ci serve. La sanità ha subito una serie di tagli negli ultimi decenni che l'hanno resa non più sostenibile, dobbiamo ricostruirla, la competenza ce l'abbiamo, nel senso che abbiamo medici competenti e abbiamo una struttura che lo permette, quindi non vedo altra soluzione se non investire in quella che è l'unica vera cura per la ricostruzione del nostro Paese, che è quella dei vaccini.
Che 2021 vede Confindustria? Oggi è tempo di bilanci ma soprattutto di previsioni. Vedo un 2021 da combattenti. Sarà necessario restare al fronte accanto alle nostre imprese. Mi aspetto di avere una voce più forte e di essere ascoltata in maniera diversa da quello che sarà il nuovo governo, e noi continueremo con i nuovi progetti per andare a sostenere la crescita delle nostre imprese. Cioè, ricordiamoci che se il tessuto industriale italiano fosse messo nelle condizioni di poter operare come il principale concorrente, che è la Germania, noi avremo una produttività maggiore del 3% degli stessi. Quindi la nostra efficienza esiste, noi semplicemente dobbiamo partire dallo stesso livello degli altri e continueremo a combattere per far sì che ciò avvenga. Quindi parlo di formazione, parlo di demografia, parlo di natalità, di sostegno alla famiglia, di gender gap, perché non possiamo pensare di ricostruire questo paese non andando a dimostrare le potenzialità del 50% della nostra popolazione. Parlo di infrastrutture, di costo del lavoro e di tutte le cose di cui continuiamo a parlare da anni, che è riforma della giustizia, eccetera. Noi ora andiamo a Tramonti di Sopra, dove è partito questa mattina lo screening di massa che è stato disposto dalla Regione dopo la segnalazione del Dipartimento di Prevenzione relativamente all'elevato numero di contagi e di ricoveri per Covid raffrontato al numero di abitanti. Sono circa 200 le persone per le quali sono previsti i test. Allora vediamo come sta andando. Zotto, vice sindaco di Tramonti di Sopra, oggi qui sono iniziate le operazioni per lo screening di massa, visto che siete in zona rossa per il numero di contagi. Allora, com'è la situazione, come vi siete organizzati? Lo screening mi pare che sta procedendo bene, la gente ha risposto, l'organizzazione, come vedete qui alle mie spalle, ci sono 4 squadre che lavorano qua in loco per i tamponi, una sta lavorando sul territorio per andare dalle persone che non possono uscire di casa, e tutto questo coordinato insomma con l'aiuto della protezione civile del nostro comune e dei comuni limitrofi. Abbiamo fatto entrare per prime le persone che dovevano andare a lavorare e adesso man mano sta arrivando il resto del paese. Insomma, mi sembra che veramente l'affluenza sia buona. Dovrebbero essere circa 220 persone, perché è ricompreso il tampone anche per gli abitanti delle frazioni che non sono state dichiarate zona rossa, quindi tutta la parte di Chievoli, Singlagna, quindi dall'altra parte del lago. Insomma. Con le misure restrittive per la zona rossa qui per il capoluogo fino a quando andranno avanti? Dovrebbero essere fino al 14 febbraio, comunque credo che l'esito oggi dello screening insomma, ci farà capire, ecco, come comportarci nei prossimi giorni. Abbiamo sempre 7 persone ricoverate, anzi no, una persona ieri sera è tornata a casa fortunatamente, quindi 6 persone ricoverate, 23 positivi, parecchie persone in quarantena. Comunità piccola però, insomma, tanti casi. Purtroppo la comunità piccola sta poco a espandersi. Siamo 4 gatti, stiamo poco a prenderlo. Meglio che vi facciano il tampone, insomma, per sicurezza. Certamente, è un atto dovuto, se non altro. È contento di fare il tampone o insomma era meglio di no? Sì, devo farlo, sì. Niente, non so niente, ma adesso vediamo. In base al numero che abbiamo tenuto conto degli effettivi residenti, che sono circa 194, in base al numero di tamponi positivi, alle persone che sono in quarantena e soprattutto il numero dei ricoveri ospedalieri, sono stati sforati tutti i parametri per cui ci hanno fatto pensare che era meglio dichiarare zona rossa e fare uno screening di popolazione modello Sappada. Ci sono altre situazioni nel Friuli occidentale da tenere sotto controllo che possono avvicinarsi a questa situazione al momento? Allora, adesso stiamo tenendo sotto controllo soprattutto le zone di montagna. Ad esempio Andres stiamo valutando come fare, Cloud si è parzialmente risolta, però adesso poi fateci finire questo, poi vediamo tutti gli altri dati. Siete impegnati su tanti fronti, però era un dovere
approfondire questa situazione. Non solo è un dovere, ma quello che è più importante è la grande collaborazione con gli enti locali e il Comune di Tramonti. Io ringrazio il vice sindaco che veramente si è ritrovato tutto a un tratto a prendere una decisione che sabato sera abbiamo proposto con un'ordinanza proprio per rendere la zona rossa, il comune, quindi non facile per un comune piccolo, e anche i dipendenti del comune, quella dell'anagrafe che ha dovuto prendere tutte le telefonate. Abbiamo censito 238 persone che oggi in teoria potrebbero venire a fare il tampone. Ringrazio la Protezione Civile perché ovviamente in questi giorni ci siamo anche organizzati per riuscire a fare un servizio al meglio. L'esperienza già che abbiamo fatto a Erto, a Barcis, a Clauto e a Cimolai ci ha fatto una grande esperienza, per cui oggi siamo in grado, è una macchina organizzativa rodata, e per stasera tutti coloro che hanno ricevuto oggi, che sono venuti a fare il tampone, riceveranno l'SMS con l'esito del tampone. I positivi invece li chiameremo subito, gli eventuali positivi li chiameremo subito e faranno tutto quello che è l'iter previsto dei protocolli, e quindi la quarantena, l'isolamento, eccetera eccetera. E con la seconda parte di A voi la linea torniamo tra poco, dopo la pubblicità. Bentrovati ad A voi la linea. Oggi si festeggia San Biagio, il santo protettore della gola, il patrono di Martignacco, si ricorda anche a Tarcento, ed è una ricorrenza che è molto sentita a Sutrio, dove oggi si inaugurano i nuovi lavori nella chiesa di Ognissanti. Già un anno che la chiesa è chiusa, e quindi grazie all'apporto economico dell'8 per 1000, dell'amministrazione comunale di Sutrio, del comitato degli usi civici di Priola e Noiaris e di fondi propri, siamo riusciti a realizzare questi importanti lavori di ristrutturazione prima del campanile e poi dell'interno della chiesa. Che storia ha questo luogo sacro? Allora, io vi dico qualcosa, ma poi abbiamo qua veramente un pozzo di cultura che è il maestro Domenico Molfetta, che va nei dettagli. I primi cenni storici risalgono ai primi del XIV secolo. Verso la metà del XIV secolo c'è la prima dedicazione dell'altare di San Biagio, e poi varie ricostruzioni come tutte le chiese, l'ultima definitiva importante agli inizi del 1800-1806, poi è stata consacrata verso la fine del secolo 1888, ed infine abbiamo poi con vari apporti, no, di artisti vari, abbiamo un bel altare maggiore, vari Giovanni Moro, la presenza di opere di Giovanni Moro. Ecclesia Omnium Sanctorum, la chiesa di Ognissanti, cioè praticamente Sutrio, Priola e Noiaris. Adesso è un comune solo, ma fino al 1806, l'evento napoleonico, erano 3 comuni separati. Si riconoscevano però tutti e 3 i comuni nella parrocchia di Ognissanti, che è questa chiesa. Ed erano molto gelosi di questa chiesa, tant'è che nel 1500 si fece un grande processo in patriarcato perché si voleva che la chiesa non si chiamasse chiesa di Ognissanti, di Sutrio, Priola e Noiaris, ma ogni anno doveva cambiare. Cioè il primo anno Sutrio, Priola e Noiaris, il secondo Priola, Noiaris e Sutrio, il terzo Noiaris, cioè ogni paese era geloso della sua chiesa, ci teneva. Insomma, ogni anno la chiesa doveva cambiare nome. Doveva cambiare nome ricordando una di queste comunità per prima, no? È la grande festa di Sutrio perché si va a benedire la gola, perché San Biagio era il patrono, proteggeva dai mal di gola, e sappiamo che una volta, soprattutto i bambini, erano affetti da difterite, molti morivano, col gruppo si diceva una volta, no? E allora la gente è molto devota e vengono da ogni parte, di ogni paese, a benedire la gola. Il parroco con 2 candele incrociate attraverso la gola ti fa baciare l'antica reliquia di San Biagio e ti dice che San Biagio ti protegga dal male di gola, eccetera, eccetera. Quindi è una festa molto sentita, si distribuisce anche il pane,
Benedetto, che una volta lo facevano apposta, il pane di San Biagio la sera, facevano il lievito madre prima, facevano l'impasto e facevano il pane da distribuire a tutti i fedeli che venivano. Si distribuisce la candela e il pane di San Biagio e tutti i devoti che vanno lì dopo la benedizione portano a casa queste due cose, che il pane lo mangiano come prendere un medicinale che ha la grazia divina, diciamo, no? E la candela per ogni emergenza la tengono in casa e si sa che le candele benedette o si accendono quando vengono temporali, minaccia qualche tempesta, eccetera, oppure quando si viene a portare il viatico, eccetera, eccetera. Insomma, la candela benedetta serve sempre. Sono stati premiati i primi vigneti con indice Bigot sopra i 90. Si tratta di un metodo che misura la reale qualità di un vigneto e indica i fattori sui quali intervenire per migliorarla. In Friuli Venezia Giulia il riconoscimento è andato al vigneto Refosco Butrio di Vigne di Zamò, al vigneto Tokai Bert dell'azienda agricola Sturm e al vigneto Sauvignon lungo strada di Russiz Superiore. In questi giorni finalmente abbiamo consegnato 50 attestati di valutazione del potenziale qualitativo del vigneto. Dopo un anno di lavoro e un anno dalla presentazione, questo è il primo risultato di un intenso anno di monitoraggio. Il monitoraggio dei 9 fattori della qualità che ho sintetizzato nell'indice Bigot. E le aziende sono state molto interessate e hanno accolto questo cambiamento nella valutazione del vigneto perché hanno capito l'importanza della parte agronomica, l'importanza di essere capaci di dare il giusto lavoro e la materia prima all'enologo. Il vino nasce dal vigneto e dalle scelte che facciamo e che decidiamo appunto di fare di anno in anno per migliorare. L'indice Bigot infatti è proprio uno strumento che permette dalla valutazione di far emergere quali sono i punti critici e quelli invece di forza e così sapere dove poter intervenire. In Friuli Venezia Giulia sono state selezionate dopo aver controllato molti vigneti, alcuni hanno raggiunto il punteggio tra i più elevati, superiore ai 90 punti, e mi ha fatto ovviamente piacere, vigneti che conoscevo da anni, vederli raggiungere un risultato che non è scontato, perché appunto riuscire a mettere insieme tutti i 9 elementi della qualità per poter superare i 90 non è così facile. Le aziende sono aziende diverse per grandezza e posizione. Nella zona di Butrio le Vigne di Zamò con un vigneto di Refosco, nella zona di Capriva l'azienda Russi Superiore con un vigneto di Sauvignon e nella zona di Cormons, zona Plessiva, un vigneto nell'azienda di Sturm, un vigneto di Tokai Friulano. Questi sono i 3 vigneti del Friuli Venezia Giulia che hanno raggiunto il massimo punteggio. Molti sono gli altri vigneti di alta qualità, ma per arrivare al punteggio più elevato c'è bisogno di tutti gli elementi della qualità e appunto come ho pubblicato e dimostrato e fatto conoscere lo scorso anno al Castello di Cigognola in occasione dell'evento di lancio, i 9 fattori sono appunto quelli della produzione, del rapporto vegeto-produttivo, della chioma, della quantità di chioma, l'età del vigneto, un elemento importante, non trascurabile, la sanità ovviamente, biodiversità e stato idrico, morfologia del grappolo. Proprio tra l'altro la biodiversità è stato uno dei punti dove con più difficoltà si riesce a raggiungere il risultato migliore, non tanto perché manchi la biodiversità, quanto per la sua difficoltà e poca capacità di poterla analizzare e osservare. C'è molta strada da fare, c'è molto lavoro da fare nel vigneto, ma questo a tutti i viticoltori, a tutti i tecnici non spaventa, anzi è uno stimolo
per poter migliorare la propria qualità. Penso che sia questo l'obiettivo dell'indice Vigot. Gli attestati consegnati hanno suscitato molto interesse e soddisfazione, e per tutti gli altri sono una base di miglioramento per poter capire quali sono i punti su cui migliorare e lavorare e quelli in cui si sta già facendo un ottimo lavoro. In attesa del via libera da parte del Comitato Tecnico Scientifico sulla riapertura degli impianti sciistici, così come da protocollo stilato dalle regioni, Sappada si prepara alla ripartenza, ma dall'altro lato c'è anche chi invece non ci crede più e sta già pensando all'estate, quindi rimarrà chiuso. Le regioni hanno aggiornato il protocollo sanitario per l'apertura degli impianti di risalita, al momento prevista per il 15 febbraio. Ora si attende l'ok del governo. Il protocollo prevede la chiusura degli impianti nelle zone rosse, un'apertura parziale al 50% della capienza per quelle in zona arancione. Previsto l'utilizzo obbligatorio delle mascherine, un tetto massimo di ski pass giornalieri vendibili, prenotazione online dei biglietti, misure per la gestione dei flussi e per evitare le aggregazioni di persone, anche in coordinamento con le strutture alberghiere. Il protocollo che è appena stato steso, che è appena stato presentato, obiettivamente fin dall'inizio della stagione, che quest'anno sarebbe potuta partire già da fine novembre, primi di dicembre, non ci sarebbero stati problemi. Allora c'è chi dice con tutti i problemi relativi alla sanità ci vuole anche la montagna, la settimana bianca, si leggono le polemiche sui giornali, no? Di fatto ricordiamoci però che c'è un mondo che vive con questa economia, un mondo fatto di famiglie, non è fatto, ci si immagina magari come imprenditori grandi aziende, certo ci sono anche quelle, ma ci sono anche le piccole aziende a conduzione familiare che vivono proprio di turismo invernale, e con le dovute garanzie si sarebbe potuti partire, senza voler far polemica, appunto già quasi 3 mesi fa. Sono stati buttati via 3 mesi spettacolari, con neve naturale, con giornate di sole che come si legge, come si sente, come è detto da esperti, avrebbero potuto far bene anche alla salute, non solo alle tasche e all'economia di chi opera e vive di montagna. Dunque manca il via libera del Comitato Scientifico per questa possibile riapertura, ma come si vive nel tuo territorio una possibile non apertura degli impianti? Ma c'è chi si è già rassegnato, c'è chi è entrato nel mood di appunto abbandonare l'idea di poter aprire, di poter vedere movimento turistico in questa stagione invernale, ed è già proiettato verso l'estate con la programmazione, con la promo commercializzazione. C'è chi invece ancora ha fiducia. È logico che anche aprendo non si andrebbero a colmare le gravi perdite dei mesi passati, però sarebbe sicuramente un segnale positivo. Sarebbe stata pronta per aprire, a prescindere dagli stessi, se avessimo avuto la zona gialla appunto nelle settimane precedenti, perché la montagna non è necessariamente solo sci alpino, è molto altro. L'appuntamento di oggi con A Voi la Linea termina qui. Nei prossimi appuntamenti con l'informazione ovviamente vi aggiorneremo su quello che è il tema del giorno, il fatto più importante, vale a dire la convocazione al Quirinale di Mario Draghi, ex presidente della Banca Centrale Europea, da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per dargli l'incarico di formare un governo tecnico che possa dunque portare avanti il Paese in questo difficile momento. Si sta attendendo che Mario Draghi e Mattarella escano appunto dopo questo incontro. La convocazione era stata fissata per mezzogiorno, dunque un incontro che sta durando da circa un'ora, per sapere appunto quali saranno gli esiti. Ancora non ci sono notizie che arrivano dal Quirinale, non si è presentato Mario Draghi appunto per rendere conto di quello che è stato l'incontro con il capo dello Stato Mattarella, e vi aggiorneremo dunque nei nostri prossimi appuntamenti con l'informazione. Intanto grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
Rientriamo subito allora in diretta perché arrivano immagini dal Quirinale, come possiamo mostrarvi, che indicano qualche movimento e che quindi l'incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Mario Draghi, ex Presidente della Banca Centrale Europea, si è concluso. Ricordiamo che ieri sera attorno alle 21:30 era appunto arrivata la notizia della convocazione per oggi di Mario Draghi. Allora andiamo direttamente a sentire dal Quirinale quali sono gli aggiornamenti. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il professor Mario Draghi, al quale ha conferito l'incarico di formare il governo. Il professor Draghi si è riservato di accettare. Il Presidente incaricato farà a breve una dichiarazione. Grazie. Dunque, questo dai portavoce del Quirinale. Sono attese le dichiarazioni di Mario Draghi, come è stato annunciato. Intanto la notizia più importante, tra l'altro era nell'aria, ma è stata confermata appunto ora ufficialmente, il fatto che Mario Draghi ha accettato dunque, dopo l'incontro di oggi con il Capo dello Stato Mattarella, di formare questo governo tecnico, un incarico al quale il Presidente della Repubblica ha pensato, perché ha spiegato in questo momento così difficile ci sono decisioni importanti che devono essere portate avanti relativamente al periodo appunto pandemico che stiamo vivendo. Non si potrebbe insomma lasciare un paese per diversi mesi senza un nuovo governo, perché tanti sono i mesi infatti che servirebbero per arrivare, in caso appunto di voto, effettivamente a una nuova compagine governativa che potesse essere in grado di dunque effettivamente governare il paese. Ricapitolando dunque quello che è successo, come vi abbiamo raccontato nei nostri appuntamenti con l'informazione, ieri sera la notizia appunto della convocazione per oggi a mezzogiorno da parte del Capo dello Stato. Io direi, se la regia è d'accordo, di ripercorrere proprio quella che è stata la serata di ieri con il servizio di Andrea Pierini, anche per raccontare qual è il clima che si respira e quali sono anche le indicazioni da parte dei diversi partiti relativamente appunto all'incarico di Draghi. Ovviamente ci interromperemo nel caso Draghi dovesse arrivare per le sue dichiarazioni. Andiamo con il servizio allora di Andrea Pierini. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per domani mattina a mezzogiorno al Quirinale il professor Mario Draghi. Sono da poco passate le 9:15 quando esce la conferma della chiamata di Mario Draghi, l'uomo che ha salvato l'euro e anche le fragili casse italiane, talmente apprezzato che qualcuno a Udine Sud ha sparato anche fuochi artificiali. Il mandato esplorativo al Presidente della Camera Roberto Fico era finito nel pomeriggio di ieri, a sorpresa verrebbe da dire con acida ironia, quando Matteo Renzi ha bocciato i nomi dei pentastellati Bonafede e Azzolina. Fico è salito da Mattarella e ha spiegato che non c'erano margini. In campo Inter-Juve, ma l'Italia guardava già al Quirinale, dove Mattarella è uscito proprio mentre i bianconeri ribaltavano il risultato. Il messaggio è chiaro: no alle urne, ora serve responsabilità e scelte rapide. Avverto pertanto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento perché conferiscano la fiducia a un governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica. Recovery plan con i finanziamenti indispensabili per il futuro del Paese, scadenza del blocco delle assunzioni a marzo, l'emergenza sanitaria non consentono i tempi tecnici del voto. Secondo Mattarella si parla di 4-5 mesi prima di un governo pienamente in carica, un periodo definito inaccettabile dal Presidente della Repubblica. Archiviato dunque il Conte Ter, prima che sia nato, resta da capire cosa faranno i partiti. La Lega di Matteo Salvini ufficialmente chiede il voto, come Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, ma appare scontato che alla fine ci sarà un accordo, magari senza votare fiducie. Draghi potrà contare invece certamente sui voti di Forza Italia, PD e delle galassie di centrodestra e centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle si avvia invece verso una scissione con Alessandro Di Battista e Contrars da un lato e dall'altro chissà che Draghi è l'unica possibilità per il Paese in questo momento.
Chi sicuramente apprezza quella che è stata la scelta da parte del Presidente della Repubblica Mattarella è Confindustria Udine. Il vento è cambiato, ha detto questa mattina la Presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli, riferendosi appunto alla convocazione, dunque all'indicazione di Mario Draghi per formare un governo tecnico. Lo ha detto a margine della conferenza stampa dell'ente camerale per presentare l'andamento dell'economia nel nostro territorio, quelle che sono le stime per il 2021. Sentiamola allora su Draghi, nome che appunto aveva già fatto e invocato più volte in passato. Presidente Mareschi Danieli, cominciamo dando uno sguardo a quello che sta succedendo a Roma. Oggi Mario Draghi sale al Colle, molto probabilmente accetterà l'incarico di guidare il nostro Paese. Cosa ne pensa innanzitutto? Beh, posso dire che oggi è un giorno felice, oggi è un giorno che ci vede particolarmente entusiasti. Noi ad aprile avevamo sollevato la necessità di esperienza e competenza al governo, nelle istituzioni. Oggi siamo arrivati, tramite un terremoto istituzionale incredibile e tramite anche un gran coraggio di qualcuno, siamo arrivati alla situazione che speravamo. Forse ci abbiamo messo un po' troppo, ma il vento stava cambiando, ce lo ha dimostrato l'Europa con la Brexit, ce lo ha dimostrato la popolazione americana con il voto a Biden, e adesso l'Italia ha la possibilità di dimostrare di essere sulla stessa lunghezza d'onda. Noi ci aspettiamo un governo europeista, antipopulista, ci aspettiamo competenza ed esperienza e ci aspettiamo anche che questo nuovo governo tecnico, definiamolo, venga messo nelle condizioni di poter operare nel più breve tempo possibile nell'interesse del Paese. Quindi quanto potrà durare? Speriamo tanto, sicuramente un anno mi verrebbe da dire, almeno. Un anno non è una tempistica sufficiente per ricostruire il nostro Paese, però è una tempistica, ritengo, più che adeguata per dimostrare all'Italia e agli italiani cosa significa qualità della classe dirigente. E così per quanto riguarda le appunto dichiarazioni che sono arrivate dal mondo economico, anche il mondo delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo plaude allo stesso modo di Confindustria Udine a quella che è stata l'indicazione di Mattarella. Giovanni D'Apozzo, presidente di Confcommercio Friuli Venezia Giulia, chiede che si riesca a formare un governo di alto profilo, di prospettiva, non solo temporaneo. La possibile entrata in scena di Mario Draghi è una buona notizia per le imprese messe all'angolo dalla crisi economica e dall'emergenza sanitaria, commenta D'Apozzo. Un periodo di così grande difficoltà richiede persone straordinarie di capacità provata con un grande senso dello Stato, e Mattarella, secondo D'Apozzo, ha dimostrato grande saggezza e ha saputo reggere il ruolo di guida e faro in questo delicatissimo passaggio. Serve uno sforzo comune, prosegue D'Apozzo, di livello alto per superare una congiuntura drammatica e accompagnare l'Italia attraverso un solido piano vaccinale oltre la pandemia. Uno sforzo che deve però guardare anche ai non pochi anni che serviranno per ritornare a un'economia e a una società pre-Covid. Con Draghi, conclude il presidente di Confcommercio Friuli Venezia Giulia, l'obiettivo deve essere quello di un progetto comune che vada ben oltre gli interessi personali, e dunque siamo in attesa di sentire proprio quelle che saranno le dichiarazioni di Mario Draghi dopo l'incontro avuto con Mattarella. Vi riproponiamo le parole del portavoce del Quirinale. Quindi l'equilibrio che ha sempre manifestato. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il professor Mario Draghi, al quale ha conferito l'incarico di formare il governo. Il professor Draghi si è riservato di accettare. Il Presidente incaricato farà a breve una dichiarazione. Grazie.
Dal Quirinale chiedo alla regia di togliermi, ritorno in studio, vi aggiorniamo appunto su questa mattinata. Alle 11:55 Mario Draghi è arrivato al Quirinale per l'incontro con Sergio Mattarella, che come annunciato ieri intende affidargli l'incarico di formare un governo che faccia fronte con tempestività, questo proprio il virgolettato di Mattarella, alle gravi emergenze non rinviabili. Chiedo alla regia ancora di togliere l'audio in studio, cortesemente. Il colloquio privato tra il Capo dello Stato e l'ex Presidente della BCE in corso è durato per circa un'ora, per più di un'ora. Tutto questo dopo che, lo ricordiamo, era fallito il mandato esplorativo che era stato dato al Presidente della Camera Roberto Fico. Si è provata dunque ora la strada del governo tecnico e si sono riuniti mentre appunto c'è stato l'incontro tra Mattarella e Draghi anche i diversi partiti per decidere appunto quale linea adottare. Ricordiamo che c'era già stata una manifestazione in negativo da parte del Movimento 5 Stelle sul nome di Mario Draghi e dunque anche da parte degli stessi partiti che compongono appunto il panorama politico del nostro Paese si sta pensando a che cosa fare, a come muoversi nei confronti di questa scelta da parte del Capo dello Stato Mattarella di affidare a Draghi l'incarico di un governo tecnico. Ovviamente tra chi si è detto disponibile a collaborare c'è il PD, i 5 Stelle hanno, ricordiamo, invece detto che non lo voteranno, ma c'è una discussione che si preannuncia molto tesa anche all'interno dello stesso movimento. Disponibile Forza Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, insomma, sembrano parlare di apertura, anche se Giorgia Meloni in particolare ha sempre parlato di una preferenza per andare alle urne. Quella che state vedendo è l'immagine appunto che ci mostra l'ingresso dal quale dovrebbe entrare Mario Draghi per riferire, per rilasciare qualche dichiarazione dopo l'incontro con il Capo dello Stato Mattarella, al quale è stato convocato oggi a mezzogiorno. È stato proprio annunciato, così come abbiamo sentito dalle parole del portavoce, che rilascerà qualche dichiarazione dopo essersi riservato di accettare quello che è l'incarico che gli è stato dato dal Capo dello Stato. Noi ci separiamo per qualche istante di pubblicità, in attesa di tornare per proporvi le parole, ci auguriamo, di Mario Draghi dopo l'incontro con Mattarella. Bentornati, siamo ancora in diretta con A Voi la Linea, perché l'ora di pranzo di oggi era molto attesa per l'incontro tra Mario Draghi e il Capo dello Stato Mattarella, che lo aveva appunto convocato. È arrivato alle 11:55 di oggi al Quirinale per confrontarsi con il Presidente della Repubblica dopo la convocazione di ieri, e ora è atteso per le prime dichiarazioni dopo che dal Quirinale si è fatto sapere che Draghi ha accettato con riserva l'incarico del Presidente Mattarella. Così appunto hanno riferito il portavoce del Quirinale. Ripercorriamo la serata di ieri, quei passi che hanno portato appunto fino all'indicazione di Mattarella per l'individuazione di una figura di alto profilo e senza colore politico, passi che hanno portato appunto anche alla mattinata di oggi con i ragionamenti che si fanno anche all'interno dei partiti. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per domani mattina a mezzogiorno al Quirinale il professor Mario Draghi.
Sono da poco passate le 9:15 quando esce la conferma della chiamata di Mario Draghi, l'uomo che ha salvato l'euro e anche le fragili casse italiane, talmente apprezzato che qualcuno a Udine Sud ha sparato anche fuochi artificiali. Il mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico era finito nel pomeriggio di ieri, a sorpresa verrebbe da dire con acida ironia, quando Matteo Renzi ha bocciato i nomi dei pentastellati Bonafede e Azzolina. Fico è salito da Mattarella e ha spiegato che non c'erano margini. In campo Inter-Juve, ma l'Italia guardava già al Quirinale dove Mattarella è uscito proprio mentre i bianconeri ribaltavano il risultato. Il messaggio è chiaro: no alle urne, ora serve responsabilità e scelte rapide. Avverto pertanto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento perché conferiscono la fiducia a un governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica. Recovery plan con i finanziamenti indispensabili per il futuro del Paese, scadenza del blocco delle assunzioni a marzo, l'emergenza sanitaria non consentono i tempi tecnici del voto. Secondo Mattarella si parla di 4-5 mesi prima di un governo pienamente in carica, un periodo definito inaccettabile dal Presidente della Repubblica. Archiviato dunque il Conte Ter, prima che sia nato, resta da capire cosa faranno i partiti. La Lega di Matteo Salvini ufficialmente chiede il voto, come Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, ma appare scontato che alla fine ci sarà un accordo, magari senza votare fiducie. Draghi potrà contare invece certamente sui voti di Forza Italia, PD e delle galassie di centrodestra e centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle si avvia invece verso una scissione con Alessandro Di Battista e Contrars da un lato e dall'altro chissà che Draghi è l'unica possibilità per il Paese in questo momento. Andiamo subito al Quirinale perché c'è Mario Draghi per le dichiarazioni dopo l'incontro con il capo dello Stato Mattarella. E allora andiamo a sentire quelle che saranno le sue parole. Le immagini che vedete appunto ci arrivano in diretta. Ricordo anche relativamente ai partiti che si è riunito il centrodestra questa mattina per pensare appunto a che posizione prendere. Dall'EU si ascolterà il premier incaricato e poi si deciderà. Dunque importanti le parole che sentiamo ora. Scusate, buongiorno. Ringrazio il Presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare, conferendomi l'incarico per la formazione del nuovo governo. È un momento difficile. Il Presidente ha ricordato la drammatica crisi sanitaria con i suoi gravi effetti sulla vita delle persone, sull'economia, sulla società. La consapevolezza dell'emergenza richiede risposte all'altezza della situazione ed è con questa speranza e con questo impegno che rispondo positivamente all'appello del Presidente della Repubblica. Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi quotidiani dei cittadini, rilanciare il Paese sono le sfide che ci confrontano. Abbiamo a disposizione le risorse straordinarie dell'Unione Europea, abbiamo l'opportunità di fare molto per il nostro Paese con uno sguardo attento al futuro delle giovani generazioni e al rafforzamento della coesione sociale. Con grande rispetto mi rivolgerò innanzitutto al Parlamento, espressione della volontà popolare. Sono fiducioso che dal confronto con i partiti e i gruppi parlamentari e dal dialogo con le forze sociali emerga unità e con essa la capacità di dare una risposta responsabile e positiva all'appello del Presidente della Repubblica. Scioglierò la riserva al termine delle consultazioni. Buongiorno e buona giornata. Aspetti, però prima la metto. Arrivederci. Dunque Mario Draghi è il nuovo Presidente del Consiglio incaricato, accetta con riserva, prima si consulterà quindi e sentirà quelle che sono le indicazioni che arrivano dai partiti e si confronterà con il Parlamento, così ha detto, con grande rispetto dopo aver detto di sì comunque all'appello che gli è stato rivolto dal Presidente della Repubblica in questo delicato momento.
Telefriuli vi aggiornerà ovviamente su questa situazione, su quelle che saranno le reazioni, su quelle che saranno anche le future decisioni, i prossimi passi in questa crisi di governo nei prossimi appuntamenti con l'informazione, in particolare poi con il TG di questa sera alle 19, successivo appuntamento con Screenshot. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.